Vola in Serie D la Ranova di Scarpini 1-1 con il Rieti, che invece giocherà i playoff nel primo turno domenica prossima a Pomezia contro il Pomezia di Carlo Bailon. Per la Ranova invece la promozione nella massima categoria interregionale, prima occasione da gol in favore della formazione di padrona di casa, poi è la Ranova a farsi vedere con Alessio Teti che scalda il destro in diagonale, ma sul fondo ancora Ferrari va in là, l'azione successiva in favore della formazione ospite 1-2 che si chiude con il numero 7 chiuso dall'estremo difensore della formazione Amaranto Blu. Primo tempo vivo e ricco di emozioni, con occasioni da una parte e dall'altra. È ancora la Ranova a farsi vedere con un'altra azione di infilata, ancora con Ferrari che con il destro manda fuori, poi invece Rieti vicino al vantaggio con questo cross in area di rigore sinistro che però termina sul fondo, e Alessio Teti a farsi vedere sul calcio di punizione, il tiro a giro che termina alto sopra la traversa. Poi ancora il numero 9 prova il diagonale, para l'estremo difensore della formazione padrona di casa Rieti, che si fa vedere invece nella metà campo offensiva, tiro a giro con il destro che termina sul fondo, mentre il vantaggio da parte della formazione rosso-blu arriva al termine della prima frazione di gioco. Calcio di punizione, 48esimo del primo tempo. Teti mette il pallone sul destro, tiro a giro e 1-0, Aranova in vantaggio. Con la chiusura del primo tempo le immagini passano al secondo, subito Rieti in proiezione offensiva al 10° minuto, palla in area di rigore con sfera che termina in rete, azione fermata però dal direttore di gara per offside. Il pari della formazione di Fabrizio Paris arriva con questo calcio d'angolo, conclusione al volo, para una prima volta l'estremo difensore della Ranova, poi Marchegiani al 16° a porta vuota fa 1-1, match che quindi si congela qui con i risultati dagli altri campi che incidono. Un punto basta a Rieti per andare ai playoff, un punto serve alla Ranova per andare in Serie D. Unica emozione dei restanti minuti è su un tiro cross da parte del Rieti che con il destro trova pronto il portiere della formazione rosso-blu. Dopo 4 minuti di recupero entrambe quindi possono festeggiare con la Ranova di Scarpini che vince il girone A di eccellenza e vola in Serie D. Monti Prenestini che chiude al secondo posto, Pomezia terzo, Rieti quarto al Comunale di Via Varroni. Si giocherà tra una settimana.